Veneto, meno 3 giorni all'anniversario del plebiscito del sì, del referendum del 22 ottobre, ministro Erika Stefani, la bozza dell'autonomia consegnata al premier Giuseppe Conte, nostro collegamento in diretta. Rapine violente, bersagli commercianti, carabinieri bloccano tra le province di Venezia e Treviso la banda di rapinatori che agiva mascherata negli esercizi commerciali. A Padova chiesti 42 rinvii a giudizio per un presunto giro di mazzette pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri agli operatori dell'obitorio dell'ospedale. Paura ieri sera a Mestre per un incendio divampato in un appartamento, termocoperta a fuoco, anziana, salva per miracolo. Fumi Spadania, 10 anni fa, ora la 35enne Benedetta Mironici è imputata assieme al fidanzato per furto e ricettazione, sono stati pizzicati lo scorso luglio in azione a Treviso. Non si placano le polemiche per lo stop alle auto diesel nel bacino padano, Veneto incluso, sul piede di guerra alcuni cittadini veneziani che chiedono alla regione il taglio del 50% del bollo auto e assicurazione. La storia di Miracolo, 20enne nigeriano che in tasca un permesso di soggiorno, vuole integrarsi ma non trova lavoro, per questo ogni giorno spazza le strade della città di Padova. Domenica si chiuderanno le fiere di San Luca, una tradizione tutta trevigiana raccontata in un libro, intanto rimane sempre vivo il dibattito sul futuro dell'area. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano dunque l'autonomia del Veneto, perché mancano pochissimi giorni al primo anniversario del plebiscito del sì nel referendum del 22 ottobre di un anno fa. E allora ci colleghiamo con il nostro direttore Luigi Bacialli, che a Trissino ha incontrato proprio il ministro degli affari regionali Erika Stefani per tutti gli aggiornamenti. Allora cedo subito la linea al nostro direttore Luigi Bacialli. Buongiorno direttore. Sì, grazie per la linea in diretta da Trissino, che è il paese in cui è residente il Ministro per le Autonomie, Erika Stefani. Buongiorno Ministro, grazie molte per essere con noi. Stasera avremo una lunga intervista, ma volevo approfittare della sua presenza per chiederle a che punto siamo sull'autonomia e la notizia che lei ci ha appena dato, che la bozza è già stata presentata al Presidente del Consiglio. Beh, buongiorno a tutti, intanto saluti a tutti. Il lavoro noi l'abbiamo fatto sulla base della richiesta del governatore del Veneto e di tutti i veneti di autonomia. Io ho fatto tutti i tavoli tecnici, abbiamo elaborato tutte le singole competenze declinate, esaminate con i singoli ministeri. Ora io sulla base di quel lavoro fatto ho presentato una bozza di intesa al Presidente del Consiglio. È vero che io speravo che si potesse arrivare magari a coronare, era un sogno anche di poter coronare la firma dell'intesa proprio nel giorno dell'anniversario, però purtroppo devo annunciare che questo non potrà avvenire, in quanto alcuni ministeri che non sono della Lega hanno ritenuto di chiedere degli approfondimenti, degli esami ulteriori su quelle che sono richieste di autonomia, delle valutazioni. Io mi attendo che possa essere fatto questo riscontro anche in un termine anche breve, per poter così concludere quello che è una giusta e legittima richiesta che è stata fatta dai veneti, da noi tutti, che è stata confermata da un grandissimo referendum che ha nient'altro che sottolineato quella che è la forza e la ferma volontà dei veneti di raggiungere l'autonomia. Ecco, 23 competenze ha chiesto il governatore Zaia, si è sempre detto che non sarebbe stata una passeggiata. Si parla di un gettito derivante, di risorse derivanti dal gettito di IVA e IRPEF, è così Ministro? Questa è una prospettiva, è una soluzione che ho avanzato io stessa sulla scorta di una valutazione e uno studio fatto sia dai tecnici del Veneto che della Lombardia. L'unica maniera per trasferire le all'inizio, proprio nel momento iniziale, di farlo al costo storico, non v'è altro modo, cioè quello che è il costo che sostiene il governo e lo Stato per quella competenza a livello regionale. Poi
e questa è la grande rivoluzione e la grande rivoluzione che sarà anche per il futuro, per migliorare veramente non solo il rapporto Stato-Regioni, ma per migliorare l'efficienza delle regioni ed è arrivare ai cosiddetti costi e fabbisogni standard. Quello è il grandissimo obiettivo, ovvero le regioni devono pagare i servizi, devono pagare e sostenere dei costi che devono rientrare a quello che è un parametro che deve essere stabilito a monte, altrimenti si rischia continuamente di avere degli sprechi, delle male gestio che non fanno nient'altro che male non solo alle casse dello Stato e della Regione, ma fanno male ai cittadini. L'ultima domanda, Ministro. Siamo in una fase molto concitata e molto vivace della politica, per non dire che ci sono grossi contrasti anche con l'Europa. L'autonomia potrebbe essere a rischio in casi di emergenze, di crisi di governo? Io auspico che non ci siano crisi di governo, di sicuro c'è un confronto su temi assolutamente importanti. Abbiamo una legge di bilancio che ha dei grandi obiettivi, però quello che viene richiesto dal governo italiano trova qui delle resistenze a livello della Unione Europea. Ovviamente sono delle resistenze che si spera di riuscire in qualche maniera anche a superare. È una risposta che dobbiamo dare ai cittadini con questa legge di bilancio. Sicuramente abbiamo un momento dove c'è stato un confronto, un dibattito che ha coinvolto ovviamente anche i cittadini stessi e io ritengo che l'autonomia sia un qualcosa che va oltre, perché l'autonomia, per come l'abbiamo strutturata, non comporta oneri di finanza. L'intesa non comporta oneri di finanza e la legge che recepisce l'intesa non comporta spese per lo Stato. Lo Stato semplicemente avrà un risparmio di spesa nel momento in cui la trasferirà alla Regione, per cui non tratterrà lo Stato quelle risorse relative, quindi va a pari, quindi non vi sono problemi sotto questo profilo, per cui è benissimo un argomento che può andare in parallelo. Ministro, grazie molte, grazie. A voi la linea studio, stasera ovviamente sulle nostre reti l'intervista completa e più lunga ovviamente al Ministro Erika Stefani. A voi la linea, grazie. Grazie al direttore, grazie al Ministro Stefani. Adesso la cronaca, perché sono stati arrestati i componenti di una banda ritenuta responsabile di rapine anche violente a Venezia, agivano mascherati. Tutti i dettagli in diretta con Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo a Mestre dove si è conclusa da poco la conferenza stampa proprio con i carabinieri che hanno notificato all'alba 4 presunti responsabili di rapina, altrettanti provvedimenti restrittivi. Stiamo parlando di rapine compiute a danni di esercizi commerciali, tantissimi anche tabaccai, indossando le maschere di Anonymous. La banda è stata smantellata appunto dai carabinieri e le misure di custodia cautelare in carcere riguardano 4 giovani di nazionalità italiana, giovanissimi se vogliamo, maggiorenni, ma tutti intorno ai 20-22 anni. Era comunque coinvolto anche un minorenne rumeno. In alcune occasioni le rapine sono state particolarmente cruente, entravano a volto coperto appunto con queste maschere e minacciavano con una pistola il commerciante, che talvolta veniva anche aggredito violentemente. Alcuni degli indagati sono ritenuti responsabili però anche di assalti a danno di esercizi commerciali della terraferma veneziana tra la fine del 2016 e tutto il 2017, tra queste una assassino di Livenza lo scorso 6 febbraio 2017. Uno dei particolari che sono stati riferiti durante la conferenza dai carabinieri è che sono riusciti a risalire proprio al DNA di uno di questi rapinatori proprio dalla maschera che era stata ritrovata e quindi poi spedita al RIS di Parma. Al momento da Mestre è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie e buon lavoro a Ilaria Marchiori. Parliamo adesso del bando periferie, perché il governo ha sbloccato i fondi destinati ai comuni, sono 14 milioni gli euro che sono confermati dal governo per Treviso, serviranno per illuminazione pubblica, il rifacimento di Piazza d'Armi e la pista ciclabile di Fiera a Selvana. Oggi la conferma appunto che questi soldi arriveranno.
Tornano ai comuni il 1.600.000.000 dei bandi periferie. L'annuncio da parte del presidente dell'Associazione Comuni Italiani, Antonio De Caro, che ha riaperto un dialogo con il governo, che in prima istanza aveva tagliato il fondo con il decreto milleproroghe. Punto di svolta alla conferenza unificata, dove l'ANCI ha convinto l'esecutivo a tornare indietro, rimettendo a disposizione le risorse che saranno distribuite in 2 anni, comprensive anche delle spese sostenute. Ripartono dunque i progetti avviati dai comuni, alcuni dei quali in realtà non avevano mai sospeso l'iter. Tra questi Treviso, che continua il percorso per dare esecutività ai cantieri del valore complessivo di 14 milioni di euro. Il governo ha mantenuto la promessa che aveva fatto in occasione dell'appuntamento di Roma, che il Premier Conte si era personalmente impegnato nel garantire appunto il finanziamento delle opere legate al bando periferie. A dire il vero, Treviso non si è nemmeno mai fermata, noi abbiamo sempre presentato i progetti entro i termini che ci erano stati richiesti il 15 settembre, quindi Treviso è sempre stata regolare nelle scadenze, adesso si proseguirà. Ci sarà un piano che prevederà la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale, ci sarà la riqualificazione del quartiere di Santa Maria del Rovere della piazza Martiri Belfiore, ci sarà la riqualificazione del centro sportivo delle Acquette, ci sarà la realizzazione di una pista ciclabile. Insomma, con lo sblocco confermato dopo gli incontri romani, Treviso si prepara a cambiare volto nei quartieri e contemporaneamente a creare, secondo le stime della CGIL, 500 nuovi posti di lavoro. Il sindaco, che guarda già avanti e sempre in tema di nuovi cantieri, annuncia un nuovo passo avanti per il Terraglio Est, con la convocazione di un tavolo tecnico con Caser, Preganziolo e Silea. Sarà importante riunirsi anche con i sindaci dei comuni limitrofi per poi dialogare insieme alla Regione e a Veneto Strade e capire qual è la reale disponibilità. Non solo economica, ma soprattutto di impatto sui residenti lungo i 2 chilometri che mancano per collegare la strada che ora arriva al passante con la tangenziale di Treviso. Quando ci sarà la nuova cittadella sanitaria sarà ancora più necessaria, ritengo però che il progetto debba essere valutato attentamente da un punto di vista tecnico, perché l'impatto per il quartiere Sant'Antonino deve essere mitigato il più possibile. A Padova chiesti 42 rinvii a giudizio per un presunto giro di mazzette pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri agli operatori dell'obitorio dell'ospedale. L'indagine sul giro di presunte mazzette pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri agli operatori dell'ospedale di Padova addetti alla vestizione e alla conservazione delle salme all'obitorio si è conclusa con la richiesta del giudizio per 42 persone accusate a vario titolo di corruzione, truffa e falso. Gli avvocati di alcuni imputati hanno chiesto che il reato di corruzione venga derubricato in concussione per induzione. A detta dei legali, i titolari delle ditte di pompe funebri sarebbero stati vittime di un sistema corruttivo costruito da dipendenti pubblici. L'ipotesi di accusa è che le ditte di onoranze funebri abbiano pagato in contanti, ogni volta fra i 30 e i 40 euro, gli addetti infedeli che svolgono i servizi di vestizione e conservazione delle salme per evitare di versare il ticket di 75 euro alle casse dell'ospedale. La difesa di alcuni imprenditori ha puntato sulla coercizione imposta da un ricatto dei dipendenti dell'ospedale. La decisione del giudice arriverà il 13 dicembre prossimo. A Feltri invece la polizia locale blocca il carro funebre durante il corteo verso la chiesa per il funerale perché la revisione del mezzo risulta scaduta, ma si tratta di un errore del sistema di lettura della targa e il sindaco di Feltre chiede scusa. Ha inviato una lettera alla famiglia del defunto e alla ditta di pompe funebri, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, porgendo le sue scuse per quanto accaduto qualche settimana fa. Succede che il corteo funebre, con in testa il carro con il feretro, si sta dirigendo verso la chiesa per la celebrazione del funerale. All'altezza di un incrocio c'è un'auto della polizia locale che blocca il carro funebre e con questo tutto il corteo che sta seguendo il feretro. Pochi metri prima, infatti, il sistema Scout Speed, che registra e analizza in tempo reale i database della motorizzazione per evidenziare eventuali irregolarità nella revisione, segnala che la revisione del mezzo delle pompe funebri è scaduta. Ma è sufficiente il tempo che gli autisti della ditta mostrino ai vigili il libretto di circolazione con la revisione regolarmente fatta per capire che si è trattato di un errore del sistema e che il carro funebre è completamente in regola. Sono stati pochi minuti di imbarazzo e sconcerto perché, oltre all'evidente errore nella lettura della targa, i presenti si sono chiesti se il controllo non fosse stato possibile eseguirlo dopo il funerale.
Un incendio divampato ieri sera intorno alle 22 a Mestre, le fiamme hanno interessato l'appartamento al secondo piano di uno stabile su 4 livelli. Ad innescare il rogo sarebbe stata una termocoperta, l'intero condominio è stato provvisoriamente evacuato e nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita o intossicata. Completamente distrutta la camera di un'anziana, è stata lei stessa mentre si trovava a letto a notare il fumo, riuscendo ad allontanarsi in tempo dal letto a lanciare l'allarme. Restiamo nel veneziano, restiamo a Mestre per una sospetta meningite grave in ospedale, un 18enne ci aggiorna in diretta. Tiziana Bolognani, buongiorno Tiziana. Buongiorno da Mestre, l'ospedale dell'Angelo nel reparto di rianimazione ricoverata in gravi condizioni da ieri una 18enne mestrina per sospetta meningite. La prognosi è riservata, il quadro clinico sarebbe critico pur se individuato in breve tempo dai sanitari che attraverso l'unità funzionale di igiene pubblica dell'ULSS hanno già attivato l'indagine epidemiologica per ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza e avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti recenti dai familiari agli amici, ai colleghi di lavoro. Lo riferisce nell'edizione di oggi il Gazzettino. Si tratta del secondo caso di meningite nel veneziano nel giro di una settimana. Il precedente riguarda una turista spagnola ricoverata una settimana fa a Firenze dopo un soggiorno a Venezia. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. E sempre in provincia di Venezia, a Mirano per l'esattezza, continuano le ricerche dei vigili del fuoco della donna di 77 anni di cui non si hanno più notizie da ieri dopo pranzo, quando è uscita di casa senza più fare rientro. Le ricerche dell'anziana dopo la denuncia dei familiari sono iniziate alle 19 dopo l'attivazione del piano provinciale delle persone scomparse. Nella giornata di oggi ai 15 operatori dei pompieri presenti si sono aggiunti gli specialisti del nucleo sommozzatori di Venezia che hanno effettuato una ricerca lungo il canale Taglio che collega Mirano a Mira. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta, c'è la cronaca da aprire questa seconda parte del nostro telegiornale. Fu Miss Padania 10 anni fa, ora la 35enne Benedetta Mironici è imputata insieme al fidanzato per furto e ricettazione. Erano stati pizzicati lo scorso luglio in azione a Treviso insieme ad una terza persona non ancora identificata mentre cercavano di aprire il portellone di un furgoncino di un artigiano parcheggiato in una via del quartiere Sant'Antonino. Ma un residente venne svegliato dal rumore, chiamò la polizia, una volante piombò sul posto in pochi minuti cogliendo i tre in flagrante. Ritrovarono poi varia rifurtiva nell'auto del compagno della 35enne dentro alla casa che l'uomo condivideva con la donna, tra cui anche una motocicletta risultata rubata a Jesolo. Ieri la 35enne e il suo complice sono comparsi davanti al giudice per il processo per direttissima. Le difese hanno chiesto un rinvio per arrivare ad un accordo con la procura per un patteggiamento. In caso contrario si andrà all'abbreviato per entrambi. Aveva installato un software nel cellulare dell'ex moglie per spiare da lontano i messaggi che lei riceveva, ma l'aveva anche pedinata e tempestata di telefonate. Per questo un 50enne trevigiano è finito a processo per stalking. Non si rassegnava alla fine del matrimonio e alla separazione dall'ormai ex moglie, che lui, un 50enne trevigiano, avrebbe perseguitato, aiutato anche dalla tecnologia. L'uomo, ora a processo per stalking, secondo l'accusa avrebbe iniziato a controllare i movimenti dell'ex compagna, pedinandola, appostandosi fuori dall'abitazione e dal posto di lavoro della donna, che durante il giorno e la notte sarebbe stata tempestata anche di telefonate ed SMS. Da quanto ricostruito poi dalla procura, il 50enne per controllare l'ex avrebbe addirittura installato nell'auto di lei un localizzatore GPS e nel suo telefonino un programma in grado di spiare i messaggi che le arrivavano. Dopo l'ennesimo episodio la donna ha deciso di presentare denuncia e di costituirsi parte civile nel processo. Lo stop delle auto diesel anche in Veneto. Sul piede di guerra ci sono diversi cittadini veneziani, sentiamo cosa chiedono. Se dobbiamo tenere fermo la macchina 12 ore, allora pretendo che anche l'assicurazione mi venga decurtata. Il bollo paghi il superbollo e il bollo è la stessa cosa. Perché devo pagarlo pieno e caricato anche di più? Mi dica perché.
se no non posso muovermi per 12 ore. Sulla carta è un provvedimento di buonsenso volto a limitare i danni prodotti dall'inquinamento della circolazione dei veicoli diesel fino a Euro 3. In pratica la limitazione del traffico imposta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 senza finestre intermedie fino al 31 marzo 2019 sta causando non pochi mugugni e infiniti interrogativi a cui ancora non c'è risposta. Se passo la revisione e sono dentro ai limiti, perché no? Cioè, se va da 1 a 10 e sono 8, 7, quello che sono, perché non posso correre? Bisogna sgravare i cittadini da delle spese che sono assurde. Se uno corre il 50% in un giorno, bisogna che l'assicurazione venga pagata dal cittadino al 50%. La Regione nel bando che ho qua, che mi è stato inviato proprio dalla Regione, non prevede niente, il Comune non prevede niente. Il bollo auto, che è una competenza della Regione, come la Regione fa questa delibera, deve in automatico anche predisporre che il bollo venga pagato al 50%. Queste sono cose elementari. Pur se le deroghe nell'ordinanza stilata dal Comune di Venezia non mancano e anzi comprendono un numero sconfinato di eccezioni, i cittadini proprietari delle auto incriminate si sentono penalizzati e pretendono un risarcimento danni anche sotto forma di incentivo per poter acquistare una nuova automobile e per il territorio veneziano almeno provvedimenti che limitino fonti ben più inquinanti delle macchine. Qui a Venezia abbiamo il porto, per esempio. Voglio leggere una fonte qua internet che dice che le navi passeggeri, una nave passeggeri di media grandezza consuma 150 tonnellate di carburante al giorno, che sono oli pesanti. Allora io mi domando perché la Regione non ha previsto un meccanismo di salvaguardia dei cittadini contro le grandi navi che inquinano. Non è che noi cittadini possiamo dare delle soluzioni perché non abbiamo i mezzi tecnici per capire come fare a risolvere questo problema, però la Regione ha tutti gli strumenti. E adesso vi raccontiamo la storia di Miracolo, un ventenne nigeriano scappato dal suo paese che ora chiede di integrarsi e per questo ha iniziato a spazzare le strade di Padova. Miracolo, 2 years now in Italy. Si chiama Miracolo, ha 22 anni, è in Italia da 2 dopo essere fuggito dalla Nigeria, dove ha lasciato la mamma e un fratello. È arrivato con i barconi in Sicilia, adesso vive all'Arcella. Lo incrociamo per caso in via Perina, a 2 passi c'è l'ospedale Sant'Antonio. Ha raccolto già alcuni mucchi di foglie. I feel like cleaning the streets because now there's no work, so I feel like cleaning the street. Pulisco le strade perché non c'è lavoro, racconta in inglese. Un regolare permesso di soggiorno in tasca, sono poche le parole di italiano che conosce, ma nel cartello appoggiato per terra spiega i motivi di quello che sta facendo. Vuole integrarsi, vorrebbe lavorare, preferisce pulire le strade, non vuole finire a spacciare. From around 9 in the morning to around 1 in the afternoon. Tutti i giorni qui, dal mattino al pomeriggio. Nella bottiglia qualche spicciolo dai passanti, qualche saluto. Lo lasciamo, lui continua a spazzare le foglie e intanto spera che per lui ci sia una possibilità. Parliamo adesso di una tradizione tutta trevigiana, le fiere di San Luca, raccontate anche in un libro, mentre non si ferma il dibattito sul futuro proprio di quell'area. Voi siete pronti a fare la vostra parte? Certo, noi siamo prontissimi a dare una mano, anche economicamente, volendo all'amministrazione, perché le fiere rimangano lì. Pronti a partecipare alle spese per ripensare tutta l'area, ma non spostate le fiere di San Luca. A ribadirlo i proprietari delle attrazioni che da generazioni si danno appuntamento agli inizi di ottobre per dare vita ad uno dei riti di Treviso e dei trevigiani. E che le giostre, le luci, i colori, i sapori delle fiere siano soprattutto delle famiglie che li animano, lo racconta un libro scritto dal direttore dei musei civici che l'ha presentato in anteprima in una serata, alla presenza di amministratori, cittadini e volti storici della trevigianità. Un volume che tutti i proprietari delle attrazioni hanno voluto subito perché racconta le loro radici. Siamo dello spettacolo viaggiante, perciò si girava, e a quel tempo là si girava l'Italia, perché non c'erano i piccoli paesi, si facevano le grandi città con le attrazioni.
e mio bisnonno, Carpentieri, e mia bisnonna, a quel tempo la famiglia Fava, una delle più grosse che giravano, si sono conosciuti qui a Pratofiera. Ecco perché pur girando l'Italia le radici di chi compone il mosaico delle fiere di San Luca si trovano qui, in riva al Sile. Un'area raccontata da carte napoleoniche, dai manifesti salce, dalle opere di pittori più o meno famosi, ma soprattutto dai trevigiani, che sanno da sempre come le settimane centrali di ottobre siano dedicate a questo rito, che si rinnova di generazione in generazione al punto da far dire allo storico. L'Orto della Fiera è un luogo antichissimo che si è mantenuto nel corso dei secoli, dal Medioevo a oggi, sempre ospitando le fiere. È cambiato nella struttura, ma sostanzialmente questo vuoto straordinario è uno dei luoghi più antichi della nostra città. Per questo, pur nelle esigenze della nuova cittadella sanitaria, il Prato Fiera non deve diventare solamente un grande parcheggio. Il futuro, ci sono fior di architetti che lo stanno immaginando, io spero da cittadino che questo luogo eccezionale venga valorizzato come merita. Secondo lei le giostre comunque un momento di attrazione devono rimanere, vista la storia? Secondo me sì, io sono dalla parte della storia. È tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata con i programmi di Antena 3, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento a garanzia di un'altra giornata soleggiata, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, asciutto e stabile su tutte le province con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, tuttavia al mattino sarà possibile qualche addensamento sui settori meridionali della nostra regione, ma senza ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento invece sul resto della regione con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.